Amici, ogni volta che vi vedo dico, esclamo, che coppia Cantiamo Napoli, coppia artistica assolutamente parlando, Manuel, Danny, davvero bravi nella loro esperienza musicale, nel loro mestiere, nella loro professione, perché è diventata una professione per voi, fare i cantanti, fare gli artisti. Manuel, e te cosa ci racconti? Tutto a posto, è sempre un piacere, lo mantieni tu, grazie, è sempre un piacere stare con voi, anche se abbiamo cambiato la location questa volta, molto bella la verità, bella veramente e niente. Mi gusta? Mi gusta, è veramente affascinante. A te piace, Danny? Specie la piscina, io sono amante del mare, della piscina, quindi... Ce la facciamo un tuffo, Danny, dopo? Oddio, fa un po' freschetto stasera però... Ma non fa niente, dai ragazzi, i progetti che sono nati tra di voi, no? Il disco, ondate diciamo di nuove cose. Nuove cose sì, perché lei sta facendo il disco, canzoni scritte da me, da Francese e ancora tanti autori, io sto facendo il disco, questa volta lo stiamo facendo alla Zeus Record, cito anche gli autori Cino Coppola, Salvatore Strada, Francese, Rolando Riera, Piero Palumbo, un po' tutti quanti, sto anche io come autore anche nel suo disco. E a gennaio, fine gennaio uscirà e sarà in vendita in tutti i negozi e poi con la pubblicità saremo ovunque, anche perché c'è un pezzo a coppia proprio con Daniela e non sveliamo ancora niente, però come si intitola e come... Okay. Lo scoprirete seguendo Cantiamo Napoli. Per saperne di più di Manuel e Danny, mi raccomando, seguite sempre Cantiamo Napoli, dico bene? Sempre Cantiamo Napoli. Insieme formuliamo un caro saluto, dolce saluto quanto voi, ai nostri amici di Cantiamo Napoli. Dicevi, no? Magari un bagnetto così a sera, tu dicevi che fa freschino, Ida, per piacere tu sei pazza, ma te non sei per niente pazza, temeraria, ti lanceresti in piscina adesso? Guarda, con quest'acqua sicuramente, però oddio, sempre con il giubbinetto addosso forse. Sì. Usciremo asciutti forse, col miracolo di Lourdes. Può darsi. Danny Rose, ben ritrovata a Cantiamo Danny Napoli. Rosi, vabbè, è come una griffa, Può capitare. Vero. Danny, come stai? Tutto bene, specie quando sto qui con voi, sempre una grande accoglienza e poi devo dire che la struttura Villa Gran Bruno è a dir poco stupefacente. È vero, fantastica, È vero. Sono felice in modo particolare perché ecco, siamo tutti piombati qua per questa nuova edizione di Cantiamo Napoli, dopo l'estate trascorsa con i tanti lavori, no? Sì, grazie a Dio, ancora devo uscire il mio nuovo lavoro discografico, però non ci possiamo lamentare. Okay. Tutto questo grazie a Manuel, che è il mio produttore, autore della canzone che ho appena cantato, anzi che canterò, scusatemi, Il Principe Fantasma, è lui l'autore, lui l'ha musicata e mi sta curando un po' lui, diciamo. Quindi non ci resta che ascoltarla questa canzone, Il Principe Fantasma. Chissà cosa voglia dirci questo Principe Fantasma. Diciamo che il titolo dice tutto ma dice niente praticamente. È un po' molto misterioso. Da scoprire, infatti. Va bene, quindi a voi con l'ascolto. Danny, a Cantiamo Napoli, quindi non ci resta che salutarci. Come lo facciamo? Cantiamo Napoli! Che l'amore che non riesce a te scordare e stasera mentre pensa si ferma stupore quando a brividi per quello sente già si può sotto a casa sua e prova a passare che speranza che solo una volta riesce a vedere un'altra volta sta provando a lo chiamare e per stavolta cerca di evitare che lui non è l'uomo che ti potesse sposare. Lascialo stare, non lo pensare, fa solo male, sente a me. Ma che può fare? Tu vuoi morire, ma sente a me, lascialo stare, non lo pensare, vive dentro te come un principe, tu t'addormi tutte le notti. Tu rimani là, ma lui non verrà ed il tuo cuore
volta prova a chiamare, eppure stavolta non risponderà. Chi la rindo coro soi da cancellato già.